Spero siate comodi, il viaggio sta per iniziare. Benvenuti su Padova Segreta, quando la storia incontra il mistero. In ogni angolo del nostro territorio ci sono monumenti capaci di raccontare la storia del nostro territorio. Queste strutture ci affascinano per le loro dimensioni oppure la peculiarità di alcuni dettagli. Della loro storia sappiamo ben poco. Stiamo parlando di una villa appartenuta all'eminente studioso, linguista e traduttore Melchiorre Cesarotti. Oggi la villa si presenta in un aspetto un po' anonimo, ma insieme alle sue pietre sono il risultato di una storia che oggi vi andremo a raccontare. Melchiorre Cesarotti, primo proprietario, nacque a Padova il 15 maggio del 1730 da una nobile famiglia. Cresciuto nell'ambiente veneziano, riuscì ad apprendere la lingua greca ed ebraica, che gli permise di diventare docente dell'Università di Padova nel 1768. Famoso fu la traduzione dei canti di Ossian. Il Cesarotti morì il 3 novembre del 1808 nella casa di Padova, nei pressi della Basilica del Santo. Fu soprannominato l'abate perché non proseguì gli studi ecclesiastici iniziati e finiti all'età di 8 anni. Perché Cesarotti scelse proprio Selvazzano per edificare la propria villa? A Selvazzano l'abate si era creato un rifugio e luogo di meditazione vicino al fiume Bacchiglione. Era un'evasione dalla città alla ricerca di tranquillità, ma sempre pronto a discorrere con gli amici che incontrava. Il luogo sintetizza la vita degli intellettuali europei con un ambiente naturale sedentario. Nel piccolo parco di Selvaggiano aveva fatto il suo poema vegetabile, ove aveva allestito per i ricordi dei molti amici scomparsi il boschetto funebre, per le meditazioni la grotta del lavoro solitario e, all'interno del casino, la filosofia razionale, quella morale e la letteratura avevano ciascuno la propria stanza. Con annesso un piccolo museo naturale e con un'ironia bonaria attuò un gioco topografico col proprio modello intellettuale. Il Cesarotti era orgoglioso del suo parco e dei vialetti interni, dove amava passeggiare e meditare. Nel 1792 l'illustre letterato diede il via a un'opera di costruzione e trasformazione della villa. Ci vollero quasi 10 anni per la costruzione delle loro parti essenziali. Ne uscì un'opera complessa, un'opera sofisticata e un'opera molto filosofica. Oltre alle pitture e alle scritture, all'abbellimento si aggiunse una raccolta di conchiglie, minerali e fossili. Alla morte del Cesarotti la villa passò in mano a vari proprietari, nell'ordine Leoni, Valvassori e Fabris. Proprio sul Fabris ci dobbiamo soffermare e facciamo un salto temporale di quasi un secolo. All'incirca nell'anno 20 del Novecento la contessa Maria Teresa Zoppola, vedendosi piena di debiti a causa dello scoppio della Grande Guerra, decise di vendere la villa e passò in mano appunto al dottor Fabris. Da questo momento in poi la villa divenne ospedale da campo 0121 gestito dal dottor Fabris della Compagnia di Sanità di Piacenza. Da qui, il 6 giugno del 1923, il dottor Fabris divenne il totale proprietario della villa e da qui prese il nome appunto di Villa Fabris e non più Villa Cesarotti. Nel 2006 la villa è stata acquistata dall'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, che tuttora ne è proprietaria. Purtroppo della villa, della costruzione originale rimane ben poco, se non un lacerto voluta dall'abate con un'iscrizione alla filosofia morale. Il palazzo è stato stravolto, ma sta là a testimoniare lontane vicende che la ricerca storica ci permette di recuperare e studiare.
Considerevole frammento della nostra storia, esso ci permette di non lasciar disperdere la memoria, di svolgere uno sguardo partecipe alle fatiche dei nostri padri, di riflettere riconoscimenti sul patrimonio che ci hanno lasciato. Mettetevi comodi, il nostro viaggio sta per iniziare. Ok, siamo qui nella villa Cesarotti, nella villa del grande studioso, linguista Melchiorre Cesarotti, che ha costruito questa villa un po' per rintanarsi dalla vita di città, un po' per sfuggire dalla vita di città e stare un po' in tranquillità. Ma nonostante tutto facesse una vita, diciamo, un po' in solitaria, comunque se incontrava qualche amico era ben disposto anche a fare una chiacchierata. E proprio su questo volevo soffermarmi, che anche noi dobbiamo essere in amicizia e chiediamo se proprio Melchiorre vuole parlare con noi. Magari, visto che questo è l'ospedale a campo, il numero 0121, parliamo dello soldato del reggimento di infanteria numero 152. c'è nessuno. Se c'è qualcuno. Ok, visto che non ci conoscete,
magari sarebbe anche buona cosa presentarci. Io mi chiamo Alberto. Andrea. E lui? Marco. Vedete quella luce rossa che c'è per terra lì? Quello misura, se ci camminate vicino si illumina. Guardate, vi faccio vedere. Vedete? Provate anche voi. Fateci capire se stiamo dando fastidio, se ce ne dobbiamo andare. Apriamo l'aria. Apriamo l'aria. Una buona